torna l'appuntamento con la rubrica settimanale La Voce di Nord-Est. Ogni sabato dalle 10 alle 12, condotta da Federica. Come sempre, un appuntamento per affrontare insieme molti temi attraverso la presenza di importanti ospiti. Non mancate, vi aspettiamo in diretta numerosi. Buongiorno carissimi amici e benvenuti alla nuova puntata della Voce di Nord-Est. Buongiorno a tutti, buon sabato, buon 30 maggio. Siamo in diretta su DJ Channel TV e sempre con la regia di Stefano Bognolo qui al mio fianco. Buongiorno Stefano. Buongiorno Federica. Come va? Va abbastanza bene, c'è un piccolo ronzio in sottofondo. Sento anch'io, sì, se mi alzi anche un po' il volume della mia cuffia, certo, mi fai un gran favore. Eccomi, così mi sento meglio. Allora, carissimo, Dicevamo che c'ho un ronzio sul microfono, tu comunque continua. Io poi continuo, ascolta. Io lo sistemo. Allora, cosa c'è da dire? Intanto, innanzitutto, buon sabato, questo weekend bellissimo di sole che appunto adesso ce lo godiamo, un weekend lungo anche perché c'è il ponte del 2 di giugno, oggi appunto dicevamo sabato 30 maggio, fa caldo, finalmente è arrivato, ma mi sembra di aver capito, vero Stefano, che tu, visto che guardi sempre le previsioni, il tempo andrà un po' peggiorando nei prossimi giorni. Peccato a rovinare questo ponte, ma speriamo che si sbaglino, giusto? Così dicono, ma speriamo appunto che si sbaglino. Sì, sicuramente, dai. Allora, che cosa dire? Ovviamente io ringrazio come sempre la redazione di Nord-Est che vi dà la possibilità appunto già per la quinta edizione di condurre questa trasmissione appunto La Voce di Nord-Est. Ricordo il numero della diretta che è 333 8786 429 333 8786 429. Ovviamente se avete piacere di comunicare con Nord-Est potete farlo attraverso il sito che è www.enordest.it e ovviamente anche con la mail che è info@enordest.it. Voi sapete che ogni settimana, di domenica soprattutto, noi usciamo, essendo appunto un settimanale, ci trovate con tantissime informazioni, tantissime novità e tantissimi articoli scritti dai nostri carissimi colleghi giornalisti, che saluto. Ovviamente ringrazio e saluto il mio direttore Edoardo Pittalis, che ovviamente è stato ed è molto contento appunto di questa nuova, diciamo, versione anche poi tra l'altro del sito, che è stato, come vi dicevo, per un periodo, poi vi spiegherò anche perché sto parlando del sito perché il nostro ospite c'ha qualcosa a che fare con questo. Ma detto questo, quindi sì, il nostro sito è stato un po', anzi abbastanza rimesso in sesto, è molto più veloce, molto più attuale, quindi andatelo a visitare. Ecco, noi ci teniamo molto e soprattutto troverete moltissime informazioni. Allora Stefano, sto fruscio rimane, ma non è un problema. Volevo gentilmente, se non sei impegnato, chiedere a te, come sempre, di dare invece i riferimenti di DJ Channel TV per i nostri ospiti, per i nostri amici, per i nostri amici che sono in ascolto e anche in visione, soprattutto perché DJ Channel TV appunto è una web TV, quindi ci potete vedere e sentire ovunque, però sarà lui ovviamente a darvi tutte le coordinate possibili ove raggiungerci, ove vederci, ove ascoltarci, ove poi adesso tra un po' vedere il nostro e conoscere il nostro ospite. Prego, è molto semplice. Dal Play Store di Android vi scaricate l'app, quindi su tutti i telefoni Android ci guardate direttamente con l'app, oppure sul sito http://djchanneltv.it, da lì nella sezione TV o radio vedete voi, ci ascoltate, tune in per quello che riguarda l'audio, quindi in macchina se volete ascoltarci mentre guidate, e poi tutte le smart TV, LG, Samsung e quant'altro, scaricate l'app, stessa cosa per Fire Stick e ci guardate in HD. Quindi siamo ovunque. Dove c'è connettività c'è DJ Channel TV. Questo è molto bello. Dove c'è connettività, potresti usarlo come slogan, E infatti. Vedi che non è mai niente a caso, non è mai niente a caso. È molto bello. Dove c'è connettività c'è DJ Channel TV. Ecco, quindi e di conseguenza c'è anche la voce di Nord-Est e di conseguenza ci sono anch'io, quindi diciamo che facciamo, vero, un bel lavoro. Bene, presentiamo l'ospite di oggi. Allora, dicevo, io l'ho conosciuto perché lui, oltre ad essere un cantante di origine veneta, veneziano, Doc, perché tu sei proprio veneziano.
veneziano, è anche un informatico, un esperto del web, un webmaster come si dice oggigiorno, ed è Roberto Quintavalle. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, noi ci siamo sentiti soprattutto per telefono per un bel po' di tempo, perché ovviamente lui da informatico mi ha sistemato appunto e ha lavorato alacremente, anche devo dire con molta professionalità, la sistemazione di quello che è stata l'evoluzione di appunto il nostro sito che poi è la testata giornalistica, il sito è la testata giornalistica che è appunto eNord-Est, e poi ogni giorno lui ovviamente ci dà informazioni e quant'altro, quindi ci tiene informati su quelli che possono essere i miglioramenti da fare, le cose da aggiungere eccetera, quindi ovviamente io lo tormento tutti i giorni per cercare di avere informazioni. Ma invece oggi non sei qui in veste ovviamente da informatico, ma da cantante, perché dovete sapere che io l'ho sempre conosciuto ovviamente come un nerd nel senso buono del termine, perché insieme a Stefano, che è il nostro regista, sono due nerd, loro parlano dei linguaggi che io non conosco, quindi è come se si parlassero in un'altra lingua. Ti faremo diventare una nerd come noi. No, non ci riuscirò mai, perché io ormai sono formattata per altre cose. Ma sei sulla buona strada. Sì, perché è vero, a furia di guarda che esiste il format 2C, cioè, due punti C, cioè due volte Carraro, Carraro 1, Carraro 2. No, perché veramente sto imparando, perché prima sì, tutti sti termini che le prime volte che arrivavano di qua e di là dicevo ma come farò mai a capire queste robe? Invece con Roberto, devo dire la verità, che ha avuto tanta pazienza, ma è stato anche un po' il bastone e la carota, perché quando non capivo arrivava e diceva perché non capisci sta roba, perché ovviamente per lui è masticare praticamente, cioè, il suo pane quotidiano, per uno invece che non è abituato ovviamente fa un po' fatica, no? E lui invece, oltre a questa professione così che gli dà anche molta soddisfazione, perché è una bella azienda, NetPlanner, giusto? Sì. Vuoi parlare un po' anche della tua azienda, di quando è nata, quando l'hai creata, così un po' per raccontare anche dove sei raggiungibile, anche come attività. Però ovviamente poi parleremo di quella che è la sua grande passione, e quindi perché anche la professione è una passione, però è anche una passione molto importante che l'ha portato, poi vi racconteremo bene anche dove, che è quello della canzone. Però prima raccontaci un po' della tua attività. Premetto che io ritengo di essere un privilegiato, perché quello che faccio nella vita, sia passione o professione che sia, è un qualcosa che è nato comunque sempre come passione. Vedi. Quindi canto da quando mi ricordo, ma il mio primo computer era per la comunione, Commodore voglio 64. dire. Che poi tra l'altro voi dovreste andare a vedere il suo sito, che è molto bello, racconta molto di lui ed ha delle immagini anche molto belle, tra cui questo Commodore 64 che l'ho visto, quindi io mi sono informata, perché ce l'avevo anch'io, sai, non sembra, ecco, Trovato. era il mio coso. Sì, il tuo alimentatore. Vedi che sempre colpa mia. Tu Dopo ti spiego perché mi è venuto in mente dell'alimentatore. Roberto, la settimana scorsa per sbaglio qua sotto c'è un pulsante che spegne tutto, io ho dato un colpo e l'ho spento. C'è andata via la trasmissione per 10 secondi, ma insomma non sbaglia mai solo chi non fa niente, sai? Esatto, sì, ma vabbè, quindi scusa se ti ho interrotto. Tranquilla, no, io sono felice, fai le cose che ti piacciono. Di tutto quello che faccio, sì, perché come dicevo prima a Stefano, ho avuto un lungo periodo in cui non sapendo quale sarebbe stata la mia direzione non mi legavo mai da nessuna parte. Infatti volevo farti proprio questa domanda, perché sei una dicotomia veramente difficile, cioè nel senso che fai un lavoro tecnico, molto tecnico, e poi una passione artistica, cioè come sei riuscito, come riesci a combinare queste due cose? Cioè la musica, cioè tu metti l'informatica nella musica o la musica nell'informatica, o sono proprio nettamente separate? Direi che li tengo separati. Proprio perché sono due passioni parallele, ma in realtà io mi ritengo un eclettico. Ti stupirei con tutto quello che so fare, nel senso che penso di non saper solo fare l'uncinetto, però credo anche che se mi ci mettessi imparerei anche così, quello. vorrei sapere un'altra cosa che sai fare, tipo io faccio ad esempio, oltre a cantare, mi sono costruito 2 case.
sono sì, mezzo muratore, mezzo falegname, quindi idraulico, adesso contadino, allevatore, le mie gallinelle. No, io sono veramente un eclettico in questo senso, faccio tante cose. Bravo. Perché quello che mi spinge in realtà, che mi ha sempre spinto nella vita, grazie ai miei genitori, solo grazie ai miei genitori, ma quello che mi ha spinto è stata la curiosità e il concetto che se qualcuno lo fa vuol dire che si può fare, cioè lui lo sa fare, vuol dire che posso impararlo. Quindi poi ci sono delle cose che obiettivamente vengono meglio a qualcun altro, ma in linea di massima se te lo vedo fare, in teoria posso farlo anch'io. Dici che io potrei diventare un informatico? Assolutamente sì. Sì, guarda. Il computer lo sai usare? Sì, anche sono migliorata nell'arco degli anni. Ovvio che anche tra te e poi lui, ovviamente adesso ho i template, ho tutti questi termini, cioè tutta una serie insomma di cose che prima effettivamente ignoravo. Quindi pian pianino anch'io mi sto avvicinando a questo mondo. Quindi insomma sai fare un po' di tutto, sei un eclettico. Io sono convinto che... Ma sei eclettico, scusa, a livello pratico, perché tu dici io mi sono costruita, ma anche a livello artistico, oltre a cantare sei eclettico anche magari, non so, di poesie, scrivi poesie, scrivi, diciamo che dipingi, hai anche questa, no. Ho relegato la mia vena artistica a quello che è stata la dote che mi ha dato la natura. Che è la voce. Sì, mia moglie è più portata al ballo, ho detto, tu balla che io canto. Che bello. Ma infatti lui ha una bella voce da radio, vero? Sì, confermo. Molto, ma infatti io che lo sentivo per telefono, cioè si sente che è una voce da bella, molto, molto profonda, molto. Poi ho scoperto appunto che cantava, una volta abbiamo deciso e poi anche lo sentiamo dopo. E poi assolutamente, adesso lo spremerò come un limone perché ha portato un po' di canzoni che canterà qui in diretta, cioè nel senso senza artifici, ecco. Allora parliamo un po' anche un po' allora, torniamo alla musica, no? Quindi lasciamo. Stavi parlando un po' della tua azienda, quindi At Planner, quindi dove ti possono trovare? Chi ha ad esempio bisogno, che cosa fai tu nell'ambito diciamo tu hai detto sono un webmaster, quindi cosa fa un webmaster e tu cosa puoi fare per i tuoi clienti? Io creo siti web e faccio in modo che Google e le intelligenze artificiali li trovino appunto, o meglio che gli utenti riescano a trovarli attraverso Google e le intelligenze artificiali. Questo è diciamo il filone principale del mio lavoro. Il fatto di anzi questa cosa si riversa sul mio lavoro, perché se cerchi Roberto Quintaballe o Net Planner, io sono più famoso di Paperino in internet e vedo che in tanti, soprattutto nuovi, mi cercano, mi trovano, cercano l'assistenza di computer piuttosto che la creazione di un sito internet, la migrazione. Quello che sto cercando di fare da tanti anni e che credo sia la differenza rispetto agli altri miei colleghi concorrenti, io cerco di instaurare un rapporto con i miei clienti, quello stesso che ho cercato di fare con te lo faccio più o meno con tutti, perché per me le formalità sono un voler tenere lontane le persone, e quindi tu ti stai appoggiando a me, vuol dire che ti fidi di me. Se ti fidi di me devo trattarti più che altro come un'amica e devi sentirti a tuo agio quando parli con me. Magari bacchettata, sì, però devi sentirti a tuo agio. Ero senso, bacchettata, imbacchettata. Però sai di poterti fidare. Ma io scusami, cioè, cosa devo fare? Io non conosco quell'ambito, ovviamente mi fido di una persona che ritengo essere un professionista. Però vedi la differenza, io non faccio senza dirti, io cerco di educarti a fare tu. Sì, ma infatti sì, perché così anche risparmia, cioè mi fa pagare di più me, no? E lui risparmia te. Perché se ti rende autonomo, lui lavora meno, hai capito? Certo. Cioè è anche furbo oltretutto. No, in realtà sarebbe controproducente, perché quello che sai fare tu non lo deleghi a me. Dovresti farlo tu. Vabbè, dai, comunque
diciamo che va un po' da cliente a cliente. Dai. Sì, ma cerco di sceglierli i clienti in questo li senso. accetti. Perché quello che allora io vendo la mia immagine, il mio essere. Sì. Nel momento in cui tu cerchi solo il prodotto, ti invito io ad andare da qualcun altro. Ok. Cioè tu compri me. Cioè ci metti dentro anche la parte personale. Diciamo. O ti piaccio, ti fidi di me, e quindi in qualche maniera c'è un rapporto che va oltre, se vogliamo, il professionale, oppure vai da chiunque ti risponda attraverso un centralino. Tu parli sempre con me, il mio numero di cellulare, tante cose, no? Certo. Va bene. Ascolta, allora abbiamo parlato tu hai il sito appunto NetPlanner, i contatti ovviamente li trovo, sono appunto all'interno del sito. Per chi avesse appunto bisogno, andate a vedere, ci sono tutte le informazioni, tutte le attività che svolge, eccetera. Mentre io volevo tornare un po' anzi soprattutto alla musica, perché è quello che è il focus di oggi con te. Quindi tu la vivi la musica, tu sei veneziano di nascita, di provenienza. Tra l'altro ho anche scoperto sempre nel sito che Quintavalle, questa famiglia, ha origini storiche molto importanti, legate proprio alla città di Venezia, no? Sono origini nobili, del 1300 mi pare. Comunque sì, nascono c'era scritto che nascevano da un'altra famiglia, da un altro nome, poi dopo c'è stata insomma una specie di separazione, mi sembra di aver capito, e poi si è formato il vostro cognome, ecco. C'è proprio un quartiere, un'isola di Quintavalle in fondo. Pensate, c'è anche un'isola, mancava solo questo. E il Quintavalle c'hanno anche l'isola, pensa te. Non è mia, lo so, ma però se ci fosse un'isola di Carraro, cioè io onestamente ne andrei molto fiera. È che Carraro ce ne sono tanti, Quintavalle è molto raro come cognome. C'è una città, ma c'è Carrara. No, è Carraro, non è Carraro, ma insomma. Vabbè, ma c'è là, ma lui è proprio Quintavalle. Sì. Come lui, vabbè. Allora tu hai iniziato da ragazzino, cioè questa cosa, cioè, le mie prime parole sono state di una canzone. Sì, che canzone? Buonasera dottore. Buonasera, ok. Di chi era? Buonasera dottore era di? Sai che non te lo so dire. Ciao, sono io. Buonasera dottore. Amore mio. Ti direi una fesseria. Ma chi era? Chi è che però la cantava la mamma, è arrivato il dottore. Stefano, di chi era, amore mio? Ce l'ho in mente, ma non mi ricordo il nome. Era un duetto poi, tra l'altro. Sì. Che poi c'era lui che rispondeva al telefono. Adesso lo cerchiamo. Quindi proprio da piccolino hai cominciato, quindi, però contemporaneamente, quindi musica e computer, che ti piaceva andare, avevi il tuo Commodore 64, però ti piacevano andavi a giocare anche dai tuoi amici, all'età dei motorini è passato. Ti piaceva l'idea di fare tutte e due le cose. Tra l'altro nella tua biografia mi racconti appunto che a 23 anni arriva una delle esperienze, penso, almeno io, forse eclatanti nella vita di uno a cui piace cantare, no? E l'hai fatto anzi anche per un bel periodo, per quasi 10 anni, quindi a 23 anni arriva a fare un'attività, un'attività vera e propria, che professionalmente io devo dire è per un veneziano, secondo me, il coronamento quasi di un sogno, quello di cantare sulle gondole. Posso Raccontaci dirti che un po' questa cosa. Non esiste un altro teatro come quello al mondo, e di questo posso firmarlo col sangue. Ma ti credo, perché sei ovviamente nella tua città, la città più bella, più romantica e più bella del mondo. La gondola, che poi è l'emblema appunto per chiunque, appunto Venezia, ovviamente al di là di ovviamente Piazza San Marco, cioè al di là dei monumenti, la gondola rappresenta l'emblema proprio del romanticismo, di queste c'è il gondoliere, ma anche quello che ti canta magari davanti, queste cose, sai, queste coppie che arrivano magari anche dall'estero e si immaginano, vedono questo scenario. Ovviamente credo che tu debba aver regalato e dato delle emozioni veramente forti. 5.000 volte. 5.000 volte. Sì, più o meno. Mamma mia. Ma raccontaci magari qualche episodio, dai, qualcosa che ti è
capitato, oppure come è iniziata, cioè anche ad esempio, cioè è iniziata per sbaglio. Come sei arrivato ad andare a cantare in un contesto così raro e così particolare, ma soprattutto anche così, io direi quasi, vero Stefano, straordinario, cioè effettivamente il fatto di cantare sulle gondole con i turisti, oppure con qualcosa di particolare. Comunque la canzone di Claudia Mori, degli anni 70, la moglie di Celentano. E lui e l'altro chi era? Era non lui? lo dicono. Era Celentano l'altro che gli dava, vediamo se non lo dicono. Va bene. Comunque era Claudia Mori, hai ragione. Allora, nato per sbaglio. Sì, nato per sbaglio. Io ho fatto, come dicevo, ho cantato già da ragazzino con le cassette che vendevano quando è nato il primo karaoke, nelle edicole vendevano le basi musicali in musicassetta. Madonna, come mi sento vecchio quando parlo delle cassette. Vabbè, comunque. Non ti preoccupare, perché guarda, l'ultima puntata che abbiamo fatto sul museo della radio di Marghera, per cui avevamo un grammofono, quindi non sei così tanto. Mi sento un po' vintage quando parlo di queste cose. No, sono solo cose belle da ricordare, secondo me. No, il problema è un che fascino particolare. Il problema è che ne parlo con nostalgia, questo mi rende vintage. Perché tu sei abituato al chip, microchip, esatto. Lo so anch'io, però caro mio, le cose, questa è una bella nostalgia. Sì, io penso di sì. Di tutte quelle cose là che erano più vere, se vogliamo, perché star lì, anziché digitare un genere, vedere che ti viene creata la playlist per fare la cassetta con i 15 brani, passavi tutto il pomeriggio a fare selezione, tagliare, cucire, era bello. Vedi Stefano che ridendo e scherzando, alla fine, quanti sono? 3 puntate che abbiamo fatto con i 50 anni delle radio libere, poi l'incontro con il Museo della Musica, della radio di Marghera, lui che racconta queste cose, tu che hai sempre definito, perché lui viene da questo mondo della radio eccetera, e lo definisce come i social dell'epoca. Stiamo tornando, cioè stiamo girando attorno sempre a questo tema di questa nostalgia, ma che poi anche tanti giovani stanno cercando ultimamente, stanno ritornando a questo. Mi sono stupito, anzi mi lascia un po' stupito il fatto che molti giovani cercano anche il vinile proprio. Esatto, perché loro conducono una trasmissione che ha un grande successo, che è vinilica, e che ogni tot, 2 volte al mese, adesso quando ci sarà prossimamente, non questo mercoledì, il prossimo mercoledì, questo gruppo suonano dei vinili proprio qui in diretta, molto bello e molto molto divertente. Non è che li suoniamo e basta. Li commentano, della musica, poi perché il per come delle copertine, che sono tutta una serie di cose. C'è tutta una storia della musica anche lì. Molto bello. Sì, però vedi che alla fine torniamo sempre lì. Quindi tu avevi iniziato anche con il karaoke, quindi con queste cassette che dovevi, non è come adesso che uno si fa la sua playlist in 5 minuti con c'era da lavorare. Poi mi sono preso, anzi mi hanno regalato la prima tastiera diciamo semi professionale, e con quella, grazie a quella, mi sono buttato prima con le feste tra amici e poi qualche matrimonio, qualche festa privata, ed è rimasta una cosa parallela alla vita lavorativa, finché una lunga convalescenza mi ha lasciato disoccupato, e un amico di mio papà che lavorava appunto sulle gondole a Venezia mi ha detto: sai cantare? Vieni, prova. Lì ho provato, sono piaciuto praticamente subito, e ho fatto 10 anni di quel lavoro là, 10 anni di quel mestiere, mi sono mantenuto con quel mestiere là. Che dire di quel mestiere? È stato un mestiere magico per tanti versi, per alcuni non era gradevole. Ma c'è ancora? C'è ancora. Ci sono ancora persone, sì. C'è ancora, ma noi in quel momento eravamo un gruppo molto unito. Ah, che bello. Una confraternita quasi. Una cooperativa. Una cooperativa, ecco, e mi piace ricordare che quando eravamo quella cooperativa, eravamo una quarantina di persone su 7 miliardi e mezzo al mondo che poteva dire di fare quel mestiere. Eravamo unici, ma io mi sentivo unico a fare quel lavoro là. Ti credo. Poi c'erano i gruppi che arrivavano alla mattina in 50, in 60 persone che avevano un peso specifico, e poi c'era la coppietta che arrivava alle 9 di sera,
che te la portavi in centro del Canal Grande, cantavi come si dice, a voce libera, quella sì era magia, quella era magia vera. Assolutamente. E sì, è stato un lungo periodo che mi ha regalato tante soddisfazioni. Era paradossalmente molto impegnativo, perché dovevi stare comunque 12-14 ore a disposizione, sempre. Caspita. Durante l'estate facevi 5, 6, 7 serenate al giorno, cominciavano a essere 30-40 canzoni all'aperto, con una postura ambigua, però in realtà era un lavoro pesante, se vogliamo. Quindi sì, l'ho portato avanti finché sono riuscito, poi a un certo punto l'ho abbandonato e va ben così. Vabbè, e ti è dispiaciuto? Non particolarmente, perché qua è uscito l'artista, nel senso che dopo 10 anni che lo facevo per mestiere. No, lasciami che poi leggo il messaggio. Sì, mettiamo un brano. Sì, mettiamo un brano. Sì, perché la regia la fa lui, ovviamente. Perché poi io vado avanti a parlare. Ecco. Allora, mettiamo una canzone tua, cioè della tua. O facciamo Mettiamo cantare... una canzone, no. Facciamo un break musicale. Sì, break musicale. Ok, perfetto. Scusa. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get lucky. 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 All night to get lucky.
Bellissimo questo pezzo dei Daft Punk, Get Lucky, bellissimo, bellissimo, molto bello, molto intenso, molto vibrante. Allora, abbiamo come ospite oggi Roberto Quintavalle, cantante ma anche informatico, webmaster, esattamente. Ci stava raccontando di questa sua professione che ha esercitato per quasi 10 anni, tornando appunto al mondo della musica, perché lui di professione appunto sì, scusate, abbiamo anche un messaggio da parte dei nostri amici che ci scrivono attraverso appunto il nostro numero della diretta, che è 333 8786 429. Parliamo di Nicola Maso. Ciao Nicola, carissimo. E che cosa ci dice? Ci dice parole sante, forse probabilmente si riferiva a quel tema di cui parlavamo prima, del ritorno un po' a questo piacere, del desiderio anche di questo vintage, se vogliamo chiamarlo, ma sì, che poi tanto vintage non è, perché appunto si sta un po' ritornando, un po' su tante cose si sta ritornando indietro. Anche i giovani vedo che stanno facendo un po' un giro, un ritorno su certe cose. Dice: un saluto a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie Nicola, noi ti aspettiamo anche qui, sai, quando vuoi venire noi siamo anzi io sono ben felice di averti qui in presenza. Allora, continuiamo con il nostro ospite, con appunto Roberto Quintavalle. Stava raccontando di questa sua bellissima esperienza appunto sulle gondole, è durata 10 anni, quindi ti avevo chiesto se c'era un particolare, non so, episodio che ti aveva colpito. Voi dicevi, noi eravamo una cooperativa, eravamo 40 persone in tutto il mondo che faceva questo mestiere, quindi vi sentivate in qualche maniera effettivamente dei soggetti unici, sì, come anche i gondolieri, sì. Diciamo la verità, facciamo un applauso a tutte queste persone che fanno questi lavori straordinari, perché effettivamente, cioè, chi è che ha l'onore, il piacere di cantare o di addirittura portare avanti anche una gondola, voglio dire, perché effettivamente cioè, già è una città unica al mondo per se stessa. Fare questa professione unica al mondo, io direi di fare un saluto anche agli amici gondolieri che magari non ci stanno sentendo perché saranno lì a remare sulle gondole, però sì, certo, magari qualcuno di loro, che ne so, ci sta ascoltando, quindi salutiamo tutti gli amici gondolieri. Allora, chissà, hai detto hai fatto 5.000 puntate, tra virgolette, chiamiamole così. 10 anni di serenate. E poi paradossalmente ho smesso perché hai lasciato? Cosa perché la passione mi aveva privato la professione mi aveva privato della passione. Forse cantavo troppe. Per mestiere, quindi non era più una valvola di sfogo, non era più una vena artistica. Cantavi perché venivi pagato per farlo. Okay. E quindi anche un altro dettaglio importante era che cantavi sempre quelle. Cercavo io ero innovativo in gondola, quindi ho portato da Celentano, ho pensato, a parte le 3 canzoni che chiedono tutti, perché chiedevano peraltro canzoni napoletane, Torna a Sorrento, Sole mio, Santa Lucia, ma perché? Perché se tu vai in America noi ci identificano sempre con... Ma è normale, se tu vai in America, non importa in quale angolo di Nord America sei, se vuoi sentire Sinatra, chiedi di Sinatra. Poi che sia nato da una parte o dall'altra, che fosse stato più famoso in un lato o nell'altro, questo poco importa. Quindi loro ti chiedono sempre canzoni diciamo melodiche, di carattere, però quasi, sì, insomma, quelle erano le più conosciute. Cioè al mondo, diciamo, tu avendo lavorato con molti stranieri, chiedevano canzoni prettamente napoletane. Una pubblicità del Cornetto in Spagna aveva preso in prestito Sole mio e cantava Cornetto mio, chiaro che venivano in gondola chiedendo di Sole mio per quel motivo là, e insomma Sole mio era famosa nel mondo, quindi oltre a quelle 3 canzoni fare dei brani veneziani che non erano conosciuti o fare qualunque altra cosa era lo stesso. Effettivamente è vero. E io cercavo di cantare canzoni che mi permettessero di trasmettere emozioni. Quindi ho portato Una lunga storia d'amore di Gino Paoli, ho portato parole di Mina, ho portato tante cose che c'entravano poco ma che in realtà le persone si emozionavano. Senti, ma adesso che è entrato nel vivo di queste canzoni, lasciamogli, giusto, regista, cosa dice? Certo, io sono pronto. Sei pronto? La canzone è pronta, abbiamo detto che partiamo con Margherita. Margherita una facile.
di Riccardo Cocciante, che è un must che l'hai mai proposta, sì. Sì, ma lui è il mio preferito e Margherita è stata il mio cavallo di battaglia negli anni in cui cominciavo, quindi sentiamo. Ok, Sentiamo Se il microfono Roberto. regge. Sì, dai. Lo Oddio, facciamo reggere il microfono. Roberto Quintavalle adesso ci canta Margherita di Riccardo Cocciante. A te. Fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani, e se lei sta già dormendo io non posso riposare, farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero, e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora. Splendi sole domattina come non hai fatto ancora, e per poi farle cantare le canzoni che hai imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci più forte perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera, e poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita è Margherita, Margherita adesso è mia. Na 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 na. Margherita è mia. Beh, Stefano,
Complimenti. Ma che complimenti di più, a me viene da piangere veramente. Ma Roberto, sapevo che cantavi bene, ma io veramente, teniamo presente che la canzone è stata fatta solo sulla base musicale, quindi sì, esatto. E basta. E basta. Il resto è tutto lui. Ma quanto bravo sei. Grazie. Io penso che se uno si è fatto una serenata così, sulla gondola, all'epoca se la ricorda per tutta la vita, uno che ti canta davanti così. Io me lo auguro. Alla Ma fine. guarda, io io lo guardavo, guarda, avevo dei momenti qui veramente, a parte che lui quando canta va in trance, secondo me. Sì. Tanto lo vedi che prima perché a parte chi magari ci sta ascoltando ma non lo vede, oppure chi lo vede, si vede proprio che c'è come una specie, vero? Sì, poi vedrete la registrazione. Lui è come se si trasformasse, no? Diventa un'altra roba, nel senso che lo vedi che si concentra, parte, entra dentro questa aurea di, non so, anche di potenza di voce, perché è una cosa veramente incredibile quella che hai, una voce incredibile, perché poi Cocciante non è facile, è uno dei cantanti che ha una delle voci forse più potenti della musica, della canzone italiana. Io lo amo per il pathos, non per il la pathos, potenza. sì, ecco, il pathos, ma anche perché comunque ci vuole le corde vocali dei polmoni, voglio dire, molto solidi per portare avanti una canzone così, che poi ha anche dei toni molto alti. Sì, vai anche tanto su qua, nel senso che non è una canzone facile, secondo me. Io cerco di dare interpretazione più che potenza tecnica, interpretazione, il fatto di viverla, no? Ti dico la verità, su questo ci sei riuscito, perché a me avevo la lacrimuccia, nel senso che ero molto emozionata. Stefano anche lui molto rapito. Sì, no, anche perché dovevo cercare di tenere il livello che la musica non sovrastasse poi la voce. Allora facciamo anche i complimenti, oltre che a Roberto Quintavalle, ma anche al nostro capo, il mio capo appunto Stefano Bognolo, per come sa professionalmente. No, sei bravo. No, ma non mi sento capo, quello è il problema. Beh, tu sei il mio capo, qua è casa tua, io sì, ovviamente d'accordo. Per me sei il padrone di casa, e quindi ovviamente, e sempre ringrazio questa bellissima partnership che c'è tra DJ Channel TV e Nord-Est, che dura da tanto tempo. Ecco, quello che volevo dire effettivamente è che bene tutti e due, questo è anche esempio di come si lavora bene insieme, no? Certo, tra nerd, nel senso che guarda che fai parte di questa stirpe anche tu, non credere. In qualche maniera, visto che sei qui ormai, mi volete proprio mettere dentro. Complimenti. Grazie. Dopo non è un microfono d'accanto, quindi lui è ancora più bravo. Ecco, allora ulteriori complimenti, ma ulteriori complimenti anche a te, che non essendo un microfono d'accanto hai dato, secondo me, un'interpretazione. Ci sono messaggi ancora? No. Ok. Allora, tu per prepararti comunque, voglio dire, in questa maniera, per riuscire a cantare in questa maniera ti sarei fatto ovviamente un bel bagaglio di formazione. Hai studiato musica o sei completamente solo autodidatta? Ti stupirei, perché Hai studiato canto? Io fumavo. Quando facevo le serenate fumavo. A un certo punto ho perso la voce. Direi sì che a un certo punto ho perso la voce, sono andato da un insegnante di canto brava, sì. È mancata anche. E mi voleva impostare alla lirica, mi ha detto hai una voce lirica straordinaria. È vero. A me deve piacere entrare nella lirica e perdermi il canzonettista, fra virgolette, era una cosa. Allora all'epoca non si usavano più di tanto i vari Boccelli, tutta quella gente che adesso fa uno stile che oggi ha un nome, si chiama crossover. Sì. Quindi vai a un'impostazione lirica a cantare però le canzonette, fra virgolette. E all'epoca non mi sentivo me stesso a cantare in quel modo là, quindi ho abbandonato e sono rimasto canzonettista, fra virgolette. Poi ho lasciato il mestiere per ragioni della vita che non sto qui a spiegare. A un certo punto ho pure smesso di cantare e sono stato muto per diversi anni. Da quando è mancato mio papà nel 2018 io sono stato muto fino al 2023. Allora io penso che prima parlavi appunto di questa cosa, anch'io ho perso papà da poco e per certe cose sono diventata muta anch'io.
su alcuni aspetti della vita, effettivamente perdite così importanti, magari con persone con cui si ha poi anche un legame speciale, perché magari adesso io parlo da figlia, tu da figlio, altro, quindi sì, è un tasto molto delicato, quindi si perde poi qualcosa o la lasci da parte perché magari te lo riporti troppo vicino, cioè ne hai un po' paura. Artisticamente io lo cerco, Sì. Lo cerco e lo cerco tanto, perché lui era in prima fila in ogni teatro in cui io mi esibivo, era in prima fila in ogni posto in cui poteva venire, e quando è mancato è quello che mi è mancato, cioè fare un concerto da qualche parte e vedere che non c'era. Poi ho trovato la mia zona di comfort. A qualcuno può sembrare che mi dia delle arie nel momento in cui in un palco mi vedono con un anello importante al dito. Era suo, è il mio modo di portarlo lì. Caro. Non è un volersi far vedere. Mi è mancato nel 2018, sì. Quindi non tanto tempo fa, voglio dire, insomma. No, lui è mancato nel 2019. Ma era malato da un po' prima, quindi di fatto non veniva più dove io mi esibivo. Certo, quindi, certo. Insomma, la mia però lo mancanza portavi è stata con te, periodo. lo portavi con te. Continuo a portarlo. E continui a portarlo con te. Nel 2023, grazie ad un paio di amici che ho conosciuto lì dove sono andato ad abitare, ho ricominciato a frequentare i karaoke timidamente. Mi fanno: ma canti? Ma ho cantato, sai, come Rambo, ho sparato qualche volta e quindi andando per karaoke. Poi un giorno è arrivato una serie di, hai deciso di iniziare anche a ritornare, o forse iniziare, adesso ci direi meglio, a partecipare ai concorsi. È una persona che ho conosciuto ai karaoke, si era iscritta al Tour Music Fest, che è un concorso europeo, credo poco meno dell'Eurovision. Quindi parliamo di quasi 30.000 dove tu hai partecipato nel 24 e nel 25, sei arrivato nella finale. Sì. Da quasi 30.000 persone arrivavamo là in un centinaio. Caspita, quindi, che selezione importante. Una selezione importante, sì. Abbiamo fatto diversi casting, ma poi ed è lì che ho cominciato a cambiare un pochino. Fino a quel momento di fatto sono stato autodidatta. Lì ho partecipato a delle masterclass, devo gran parte della mia capacità interpretativa di oggi a uno dei coach del Tour Music Fest, che era specializzato in presenza scenica, Gabriele Giorgi, se posso fare il suo nome. Assolutamente, lo salutiamo, magari non lo so se ti hai in ascolto, se hai avvisato o meno, comunque è sempre importante ricordare le persone che nella vita ci hanno dato qualcosa. Oltre che una bellissima persona, è uno che sa molto bene l'affar suo. Ho portato Perdere l'amore all'epoca al Tour Music Fest di Massimo Ranieri, e mi ha detto: dai, fammi sentire cosa fai. E adesso andate via. Ho detto: dove stai guardando? Stai mandando via me, guarda me, cosa fai? E allora lì è cominciato qualcosa. Cominci a capire che se invece di cantare la canzone, la vivi, la ascolti, sai quello che stai dicendo, tu parli alla gente, e cercando di parlare alla gente riesci anche a trasmettergli delle cose, perché alcuni brani sono molto importanti. Cioè, un brano che ancora non riesco a cantare, che per me è tutta in salita, è Ciao Pa, proprio per il rapporto che avevo con mio papà, che era quello. Quindi il fatto che stessero a parlare uno da una parte, uno dall'altra, cioè, queste sono quelle cose che, se entri nel brano, effettivamente emozionano te e emozionano chi ascolta. E questa è la cosa che ho voluto affinare più di tutto. Oggi vivo di quello. Ho iniziato a studiare recentemente canto per acquisire nuove tecniche vocali, ma tutto legato al migliorare la presenza scenica alla fine. Diciamo che tu hai un talento innato che hai scoperto e che poi ti è rimasto, e che adesso lo stai facendo ancora, diciamo, di più, ci stai attorno, ecco, lo stai cesellando in qualche maniera. Sì. Però tu nasci, diciamo, proprio con questa, diciamo, con questa voce, con questa potenza, e quindi poi effettivamente sei quasi sempre stato autodidatta,
vita, ecco, sostanzialmente. E guai che lo facessi per gli altri, io lo devo fare per me. È così che funziona. Se lo faccio per gli altri non funziona. Ma molto bello il rapporto che avevi con il papà che ti seguiva, e quindi deve essere stato anche molto orgoglioso di questo tuo talento. Sì, lo era. Ecco, quindi continua. Io ho avuto. Infatti, ieri sera mi sembra che ti sia arrivata anche una bella notizia, se non sbaglio. Si può spoilerare oppure no? No, si può spoilerare. Io il mese prossimo sono a Roma, a Marino, per le finali di categoria di ISOPAZ, che è un altro concorso abbastanza importante in Italia, e siamo lì a gareggiare, ma sempre per gioco, quello è il bello. Certo. Senti, poi tu hai partecipato anche a Sanremo New Talent. Sì. Nel 2025, com'è Sanremo? Com'è vivere quella realtà? Ma guarda, Sanremo New Talent nella versione winter la fanno a Sanremo, hai occasione di vedere la città, vederla in quel periodo, ma quello a cui ho partecipato e ho vinto è stato a Rimini. Mm-hmm. La versione estiva, l'edizione estiva la fanno a Rimini, dura circa una settimana, e in quella settimana ho fatto semifinale, finale e quant'altro, e ho vinto, ho avuto il privilegio di vincere. Come si chiama? Sanremo New Talent. E lo fanno a Rimini, però sì. Scelgono di trasferirsi perché non farlo? Fanno la selezione, diciamo le selezioni le fanno a Sanremo durante l'inverno, durante il festival, winter, e poi le finali le fanno d'estate a Rimini. Bello. Ed è tutto contestualizzato comunque, quindi tutti quelli che sono stati scelti nelle varie regioni, che in qualche maniera hanno passato il provino, vanno a finire appunto a Rimini, all'Altro Mondo, che è una discoteca, credo una delle poche ancora rimaste, molto famosa, e lì sì, c'è una settimana di masterclass, di concorsi, di cose, si vedono e si imparano tante cose. La cosa più bella che ho portato a casa da lì, oltre naturalmente il premio di categoria, è stata una fotografia con Vince Tempera, che era un mio giudice, mi ha giudicato lui. Ma c'è una roccia più grande in Italia oggi, ora che è mancato Vessicchio, penso che Vince Tempera sia il più grande che abbiamo oggi. Certo, complimenti. Ascolta, caro regista, andiamo con un pezzo nostro, poi ritorniamo, lo mettiamo di nuovo alla prova, vediamo. Intanto andiamo un po' un attimo in qualche brano ci proponi tu invece? Elisa Rose e Calvin Harris. Perfetto. Body. Bene. Eccoci, siamo di nuovo. Sì, certo, voglio proprio quella. Siamo di nuovo in diretta. Scusate, io mi sto accomodando perché ero andata da Roberto a salutarlo e ringraziarlo ancora, perché effettivamente che emozione con questa voce. Sono le 10:55, 27 secondi per l'esattezza. Siamo su DJ Channel TV con la voce di Nord-Est, a condurre Federica Agnese Carraro, per chi non se lo ricordasse, alla regia il mitico capo Stefano Bognolo, nello studio Pistacchio, sempre di Maerne, giusto? Certo, bello lo studio Pistacchio. È rimasto sempre il nostro cuore, studio Pistacchio. Sì. E abbiamo come nostro super ospite appunto Roberto Quintavalle, abbiamo detto cantante, ma ovviamente nella vita quotidiana lui è un webmaster, insomma, che effettivamente è di altissima professionalità. Quindi per chi è interessato, la sua azienda si chiama NetPlanner, potete appunto trovarla online e contattarlo qualora aveste bisogno di supporto tecnico, informatico, digitale, ultraterrestre, mega galattico, perché qualsiasi cosa gli chiedi fa. Ha detto che fa anche case, quindi potrebbe farvi anche la casa, perché ha detto che lui è capace di fare tutto, tranne l'uncinetto. Guarda, giuro che quando fai gli anni tu, che siamo dello stesso. Li ho appena fatti. Quando li hai fatti? 15 maggio. 15 maggio, auguri. Grazie. Scusami, allora non ti regalerò il prossimo anno, ti regalerò il ferro da uncinetto e una matassa. Pensavo come riempire quegli ultimi 10 minuti che mi rimangono alla sera, invece di guardare neanche la televisione, ti metti là e fai un centrino. Giusto? Vediamo. Sì, però. Ma sai, guarda che secondo me ci riesce. È probabile. Stai sicuro? Probabile. Devi venire che fa una tovaglia, Sono sicura. Sono sicurissima. Allora, senti, lo facciamo cantare? Allora, prima abbiamo avuto questa opportunità di sentire
una delle voci italiane appunto più amate. Abbiamo poi parlato anche delle sue partecipazioni a questi concorsi molto importanti a livello nazionale, poi ritorneremo ancora su questi. Tra l'altro appunto è stato convocato per Roma, esattamente puoi dire il concorso a cui Isobaz. Quando andrai giù a Roma per fare questa? Le date non le ho ancora viste, ma credo sia tra il 13 e il 18 tipo di luglio. Di luglio. E lì avete già una, come posso dire, c'è stata fatta una selezione per arrivare lì, ovvio. La selezione l'abbiamo fatta settimana scorsa a Orsago, a Treviso. Okay. Per quanto riguarda il nord Italia, stanno facendo ancora anche il sud Italia, okay. E poi lì andranno i finalisti di categoria. Tu sei già finalista di categoria? Sì. Quindi poi in quanti sarete, non sai? Più o Ho meno sentito dire che siamo una quarantina su circa 2000 in partenza. Bene. E uno quando va lì porta la canzone che vuole oppure ti danno loro? No, porti quello che vuoi. Quello che vuoi. Ok. Io avrei pronto Perdere l'amore, visto che abbiamo parlato di perdere l'amore. Facile anche questo. Va bene o cambiamo? Come vuoi. Però io dopo voglio Sinatra, Dopo ti mettiamo a Sinatra. Cioè, My Way è una delle mie preferite. Chiudiamo in bellezza, no? Sì, vabbè, anche Perdere l'amore mi è sempre piaciuto. Era una delle canzoni preferite invece di una altra persona molto importante nella mia vita che non c'è più, era la mia nonna. Lei amava tantissimo Massimo Ranieri, quindi a te. Roberto Quintavalle con Perdere l'amore di Massimo Ranieri. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando fra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna, avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo. Li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. E vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa 1000 volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Perdere raccoglie i cocci di una vita immaginaria.
pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Prendere a sazzate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Perdere Non ha più parole la Federica. Basta, l'abbiamo persa. L'hai vista? La Sì, vedi? siamo in diretta, eh? Sì, io sono qua. Cioè, nel senso che non. Io è un mostro, cioè, nel senso che. Un mostro tecnologico, un mostro come veramente, guarda, io non so cosa dire. Tu? Stefano, quando mai abbiamo avuto uno che canta così? Cioè, No, è la prima volta che ho qualcuno che canta in diretta. canta in diretta, ma poi tra l'altro. grandi complimenti a te allora. No, nel senso che. No, veramente Roberto è una voce che. No, abbiamo avuto qualcuno che è venuto a cantare in diretta, per carità, ma Sì. abbiamo un'altra portata. Sì. Professionista, cioè veramente. Un'altra voce. Tu cosa ne pensi di questa cosa? Io sono soddisfatto, mi piace, mi emoziona e tutto il resto. Spero di aver fatto un buon lavoro. Ah sì, beh, almeno io per quello che ho sentito, eccellente, senza. Poi ascolteremo la registrazione, vediamo. Lì si scoprono gli altarini. Esatto. Però per adesso quello che ho sentito io in cuffia era eccezionale. Ascolta, ma a casa canti? Per forza. Sempre? È la mia passione, non può Cioè, mancare. mentre stai lavorando al computer, canti anche? No. Lì ti concentri. Sono compartimenti stagni. Compartimenti stagni. Tu canti quando magari stai facendo altre cose, magari. La tua famiglia, come. Cioè, tu sei sposato, hai figli anche. Sì. Sì? Figli col primo matrimonio. Eh. Il piccolo mi segue molto. Ah sì? Sì. Anche lui cantante? Lui canta, però è timido, non viene con me, Però ha una si bella butta. voce. Però ha una bella voce, sì. Beh, ma quanto è giovane? Quanto ha? Sì, ha 21 anni. Ma magari col tempo, magari. 22 quest'anno. 22, quindi sta crescendo, quindi ragazzi grandi che però magari sta facendo altro nella vita e può darsi che ne so, in un momento della vita può succedere come è capitato a te, no? Mi sta molto vicino, questo è l'importante. Questo è importante. Anche perché io paradossalmente non mi giudico, non mi sono mai giudicato e lascio il giudizio agli altri. Faccio tanti concorsi, ma per me il giudizio, fosse della giuria piuttosto che del pubblico, è poco importante, poco rilevante. Cioè, per me l'importante è essere lì, partecipare, imparare dagli altri, regalare un'emozione al pubblico quando riesci, e quando ci riesci basta, hai vinto. Non importa se arrivi ultimo in classifica, lì è una questione di gusti, di scelte, l'errore della respirazione può starci. Se vivi la canzone però hai qualcosa da dire. Poi il concorso è qualcosa che ti stimola molto. Vedo Sì. che il fatto che ultimamente tu li stai, cioè ci vai e partecipi, penso che sia uno dei motivi che ti spinge anche, voglio dire, a tenere viva questa passione, cioè portarla avanti. Il fatto che impari, ok, è un'occasione per imparare. Conosci gente. Fai le pubbliche relazioni, ti contatti, eccetera, quindi sei entrato in un mondo, anche quello che, voglio dire, quello dei concorsi, perché non è neanche facile neanche entrare lì, cioè penso che. Ma guarda, pubbliche relazioni dà a questa cosa un sapore un po' marketing. No, Io parlo proprio di amicizie. Io parlavo di relazioni, sì, ho sbagliato, cioè di relazioni di carattere magari personale, ecco. Al Tour Music Fest dello scorso belle anno. amicizie, diciamo. Al Tour Music Fest dello scorso anno ci siamo conosciuti in 8. 3 mesi fa, 4, abbiamo organizzato una pizza, ci siamo rivisti. Magari farete una band insieme, magari prima o dopo. Dobbiamo fare un concerto a settembre a Remanzacco.
Aspetta, mi ha proprio scritto, perché ho anche vedi, sono diventata tecnologica perché mi sono messa WhatsApp anche dentro il computer. Hai visto? Però adesso mi è andato via e non voglio spostarmi dal tuo sito un attimo. Allora abbiamo, e lo salutiamo perché ci sta ascoltando, Gianpietro Favaro, appunto del Museo della Radio. Ciao. Casomai potremmo anche proprio sentirlo, potremmo anche chiamarlo, vero? Il nostro amico, se dice voce meravigliosa. Grazie. Perfetto, sembrava in playback, pensa a te, qua non c'è niente in playback, è tutto bene, fatti i complimenti. Grazie Gianpietro, sei sempre carissimo che ci ascolti, quasi quasi ti facciamo anche una telefonata, cosa dici? Guarda che ti guardo, Aspetta, sì, perché devo fare delle cose un po'. Ah, ok, quindi... il nostro tecnico, no, non si può perché No, dopo non è che non si può, mi devo staccare una cosa per rimettere un'altra. No, allora lasciamo così. Ma non posso farlo col mio telefono? Certo che sì. Allora lo chiamo io. Col viva voce, metti vicino il microfono. Ok, vediamo se riesco a sentirlo, magari non mi risponde neanche. Però so che lui ci tiene molto, segue sempre la trasmissione. E quindi sentiamo che cosa ha da dire il nostro amico. Perché effettivamente lui è questo bellissimo museo e poi tra l'altro solo WhatsApp, perfetto, eccolo qua. Andiamo con Gianpietro Favaro, lui è un ingegnere medicale, studia nell'ambito della nessuna risposta. Vabbè. Il mio professore. È stato bravissimo, è stato anche suo professore. Eccolo qua, sta squillando. Buongiorno. Aspetta, sentiamo, Sì. si sente basso. Avvicina il telefono. Pronto? Buongiorno a tutti. Si sente? Aspetta che adesso... Vai. Pronto? Gianpietro? Mi sentite? Sì, io Ciao. ti sento, non so voi Sì, se lo sentite. Ok. Buongiorno a tutti. Scusatemi, ma sono in laboratorio, sono sotto 3 metri di terra, quindi non so se mi ricevete. Ma Tutto bene. Perfettamente bene. Non siamo in playback, Gianpietro. Questo è lui. Meraviglioso. Roberto. Una voce incredibile, bravissimo, Ma poi, bravissimo. io non so come ecco, abbiamo anche il riscontro appunto un feedback da esterno, quindi si sente molto Sì. bene? Sì, assolutamente. Io l'ho ascoltato per tutto il brano e ho cercato di, scusatemi, mi permetto, di vedere se c'era qualche piccolo difetto, qualche piccola cosa, ma era perfettamente. Perché qua questo è l'altro nerd che è quello che è venuto cioè, perché qua siete una compagnia, no? Che tutti studiano informatica, ingegneria, telecomunicazioni, hanno a che fare con il mondo della radio, con il mondo del web, cioè siete una gang praticamente di appassionati. Anche tu sai fare la casa, perché lui ad esempio oltre a cantare no, tu non sai fare altro. No, case no, non le faccio, faccio le cose in casa, ma non le case. No, invece ecco, ricordiamo che allora tu sei il direttore per i nostri amici che ci stanno sentendo, vedendo appunto, sei il direttore del Museo della Radio di Marghera e poi fai parte anche del gruppo degli astrofili appunto di Mestre di Marghera. Come sempre ti abbiamo avuto come ospite, devo dire che è stata una puntata molto apprezzata e molto, molto seguita. Poi qui Stefano è anche un tuo ex allievo, per cui voglio dire meglio di così. E anche il nostro amico Nicola che ci aveva Maso, che ci ha scritto anche prima. Eravamo in classe insieme. Erano in classe insieme. C'è stata una reunion tra alunni che poi tra l'altro lui era un giovanissimo studente universitario che appunto, cioè, non pensare che questo signore al telefono sia, cioè, la nostra età praticamente, ecco, vero Gianpietro? Sì, specifichiamo che non sei, ecco, e aveva cominciato mentre studiava praticamente a insegnare a questi ragazzi. Allora, quindi grazie della telefonata. Grazie se qualcosa a voi da e complimenti anche per la tecnica, perché per la qualità del segnale, perché la voce era veramente piena, ben acquisita. Complimenti davvero, veramente una bellissima performance. Questa rimarrà negli annali, perché secondo me è importante. No, allora tu devi sapere, caro Gianpietro, come se hai ascoltato la puntata, che lui è il mio tecnico, diciamo così, cioè che prendo parole dalla mattina alla sera perché non capisco niente di informatica e adesso me lo trovo qua che canta e ci piango anche davanti, cioè vince sempre lui,
lui praticamente, vince sempre lui. Vince sempre, però mi ha talmente tanto formata a livello diciamo tecnologico, nel senso del limite del possibile dove posso arrivare io, che effettivamente devo dire che su certe cose comincio ad arrangiarmi abbastanza, no? Vero? Assolutamente. Vero, ecco, finalmente il suo orgoglio è riuscito a formarmi che adesso posso anche essere quasi autonoma. Comunque vai a visitare il suo sito, sai, Gianpietro, perché è una persona piena di passioni, e spero che tu possa ritornare di nuovo in trasmissione. Magari adesso noi chiudiamo a fine giugno con le puntate, poi facciamo la pausa estiva, magari a settembre, ottobre, così vieni a farci un'altra. Cosa dici, Roberto? Vieni? Volentieri. E anche poi anche te, ovviamente, Gianpietro, perché con tutte le novità che avete anche voi sempre con il museo, con il vostro planetario, eccetera. Quindi grazie del messaggio, grazie di ascoltarci e salutiamo tutti, grazie a te e salutiamo tutti gli amici che sono in ascolto. Ovviamente ricordo che il numero della diretta è 333 8786 429. Ciao carissimo. Grazie ancora per avermi apprezzato. Ciao ingegnere, ciao. Grazie, ciao. Ecco, perfetto, abbiamo un altro messaggio. Allora, Loris, ma lo conosci? È una persona forse che conosci. Che conosco io, Loris. Dice, non so, c'è scritto Loris, ma niente altro. Un signore, va bene, l'icona è in bianco e nero, dice grandissima persona, penso si riferisca a sì, c'è scritto Roberto, non a me. È un amico fraterno, ok. Loris, carissimo, grazie, grandissima persona, dice di te, mio amico e fratello acquisito, salutatemelo per favore, Loris, certo, ma vuoi che ci sentiamo? Vuoi farci una telefonata? Siamo qua, abbiamo ancora, non si può, dice il nostro. No, non è che non si può, devo scollegarmi e allora continua a messaggiare, o se no ti chiamo io, giusto? Posso farlo? Sì. Del mio telefono? Sì. Basta che mi dia un feedback. E allora noi intanto andiamo avanti con la nostra trasmissione, anche perché sono le 11:13 e 58 secondi di tempo e questa puntata è praticamente volata, vero Stefano? Sì. Allora adesso è il momento, o mettiamo una canzone nostra, vero regia? Mettiamo oppure una canzone nostra, sì. Così tanto ci beviamo un bicchiere d'acqua e ci diamo un attimo di tregua e poi ritorniamo con lui, perché io voglio adesso qualcosa anche per me. Bene. Andiamo. Tra poco. To me, the more I want it. The less you give to me, the more I want it. You push me back until I'm 2 steps forward, but I can see the signs, recognize where we're going. So the less you give to me, the more I want it. No, I used to dream about this. Never thought it would end up this way. Drums. 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 You give to me, the more I want it. You push me back until I'm 2 steps forward, but I can see the signs, recognize where we're going. So the less you give to me, the more the less you give to me, the more I want it. You push me back until I'm 2 steps forward, but I can see the signs, recognize where we're going. So the less you give to me, the more I want it. No, I used to dream about this. Never thought it would end up this way. The less you give to me, the more I want it. Drums. The less you give to me, the more I want it. You push me
fatte. Eccoci qua. Eccoci qua, carissimi. Questo bellissimo pezzo che hai messo, cos'è? Scusa perché. James Hype, Drums. Bello, anche il video è molto bello. Sì, lo so, mi piace, per quello l'ho messo. Mi piace molto, mi piace molto. Allora, Sai che io sono di gusti un po' particolari, no, sulla musica. tu sei uno che anche come Roberto avete ovviamente delle qualità, delle doti, anche tu ovviamente talentuoso per il tuo lavoro, per la tua professionalità, e soprattutto anche perché anche la scelta che fai appunto delle playlist tante volte i nostri amici che ci ascoltano apprezzano, perché vai a beccare anche dei brani che sono particolarmente interessanti, come discorso questo, che faceva Roberto, come quello che faceva Roberto, no? Di questi, a volte il fatto di proporre dei brani che escono un po', diciamo, dal classico, dal, diciamo così, convenzionale, e tante volte però rischi anche di non essere capito, però quello è il rischio, perché cioè qualche volta la gente è un po' abituata, diciamo, ai cliché, diciamo, a quelli alle cose, diciamo, classiche, così standard. Lasciamoli lì. Lasciamoli lì. A volte è bello anche uscire un po' dal seminato e portare bisogna sapere ascoltare. Sì, credo, da addetto ai lavori, intendo nel settore web, che noi siamo la vecchia guardia in questo senso. Sulla cinquantina noi abbiamo vissuto cosa voleva dire scegliersi i brani, metterli in una cassetta, condividerli con gli amici, aspettare che in radio passasse quel brano pronti col tastino rec, sì, per beccarlo e metterlo via. Io andavo con lo stereo a spalla davanti al jukebox, sì. Era una cosa che i ragazzini oggi non possono neanche immaginare, ma il valore che aveva il valore sociale che aveva questo, la cosa importante era quella. Loro lo dicono sempre, anche quel discorso che si faceva prima. Stefano ha sempre detto era il nostro social, la radio, la vecchia signora nasce nel 1924, ha fatto 100 anni 2 anni fa, ed è ancora adesso. Siamo una web TV, ma siamo comunque in un contesto. Il concetto è lo stesso, cambia solo il metodo di trasmissione. Il metodo di trasmissione, dove siamo anche visibili, oltre che udibili, giusto? Certo. Ecco, quindi siccome l'evoluzione tecnologica va avanti, è ovvio che noi ci dobbiamo anche adattare a questo. Sì, ma senza gente come mio trascurare... figlio poi sente la mancanza di quello che gli vai a raccontare, che la ragazzina del tempo, la micchetta, come vuoi chiamarla, ti regalava la cassetta. Questa te l'ho fatta io con due cuori. Sai, era un bellissimo regalo, perché erano dei brani scelti, selezionati per te, per voi. Esatto. È una cosa che oggi non si vive più. Oggi gli condividi un social. Tu pensa che mio marito, che abbiamo festeggeremo il 9 di giugno 25 anni di matrimonio, e sono 32 che stiamo insieme. Lui, quando mi ha conosciuto, ha sempre avuto la passione per Giovanotti, e anch'io, ma lui di più, proprio erano anche concerti eccetera. Lui è un rocchettaro, poi tra l'altro penso che ti ruberebbe la maglia che hai davanti degli AC/DC. Diciamo che oggi Stefano ha un look molto rock. Fatti vedere un attimo sta maglia, c'è e CDC, molti si vede, anche siamo anche un po' matchati, ma io sono molto Chanel, cioè siamo praticamente l'opposto praticamente. CDC, che hai detto prima, che sta per che cosa? Corrente alternata, corrente continua. Da nerd, cioè, loro parlano così, ragazzi, cioè io non posso farci niente. Allora, detto questo, sono le 11:20:41, quindi ci rimane una quarantina di minuti. Io vorrei che Roberto Quintavalle, qui davanti a me, mi facesse questo regalo, che è da appunto 1 ora e mezza che aspetto, perché io vorrei che mi cantasse My Way, lo dico proprio con la voce, sai, un po' così, un po' timidina, perché cioè così se me la canti mi faresti veramente veramente felice, perché no dai, sì, allora a me piace molto la musica italiana, sì, però Frank Sinatra è un idolo, che a parte che da bambina guardavo tutti i suoi film, oltre ai film anche poi da grande appunto le canzoni. Ma tu preferisci nel tuo repertorio fare più musica, o se cioè anche i tuoi, diciamo così, le persone che ti ascoltano, i tuoi fan, chiamiamoli così, ti preferiscono in versione italiana oppure in versione straniera? Che cosa ama di più la gente? Cioè il pubblico, diciamo in media, ama di più la musica italiana? Gli italiani, io sto parlando di italiani, non magari quelli che
portavi nelle gondole, per dire, quando hai cominciato attività. Io sto parlando di quelli che magari adesso hai che fare, pretendono o scelgono, diciamo così, di più la musica italiana o quella straniera? Il pubblico ama emozionarsi, soprattutto in un periodo in cui la musica la fai praticamente con qualunque cosa. Emozionarsi è la cosa più importante. Il fatto che un brano sia italiano o straniero poco conta se riesci a trasmettere quell'emozione. My Way non è un brano facile, ma non è che non sia facile dal punto di vista tecnico. Lui è alla fine della sua vita, lui è vecchio, è anziano e sta congedandosi dalla sua vita dicendo: sì, questo è il mio ultimo sipario, quello che ho fatto, ho sbagliato di mio, se ho fatto delle cose giuste le ho fatte per me, non ho rimpianti. Cioè, è un testo molto importante e se qualcuno conosce l'inglese lo capisce, se uno non lo conosce diventa ancora più difficile trasmettergli questa emozione, ed è lì che il cantante deve impegnarsi, far vivere un'emozione anche a chi di fatto non sta capendo quello che dice. Quindi infatti per quello che Stefano voleva metterlo alla fine, no? della puntata, però io ho questo desiderio, non è un problema, tanto poi ci canterà qualcos'altro, quindi non è un problema. La playlist è lunga. La playlist è lunga, abbiamo ancora del tempo. Lasciamo intanto che come si dice, vuoi bere qualcosa? Sì. Un goccino d'acqua, Meglio. tanto non abbiamo fretta. Allora, insomma, abbiamo avuto anche l'onore e il piacere di sentire in collegamento il direttore del Museo della Radio di Marghera, giusto? Il tuo prof? Sì, il mio prof, sì. Il tuo prof che ci fa i passerò a complimenti. trovarlo, perché prof, ti sei dimenticato una cosina qui in studio, te la devo portare. Una chiavetta. No, una è la scatolina. valvola. La scatolina della valvola. Sì, ma dentro ci sono dei componenti. Tu pensi che hanno portato, Roberto, qui degli oggetti degli anni, cos'erano? Degli anni 30, addirittura anche prima dei primi del Novecento. Sì. Perché questo è bellissimo, questo museo. Ti invito ovviamente chi ci ascolta, chi ci sta appunto vedendo, ascoltando, di andarlo a visitare. Vanno tantissime scolaresche perché fanno un'abbinata appunto con il planetario, quindi è una bellissima realtà che è conosciuta appunto dal mondo delle scuole, a partire, pensa te, dal mondo dell'infanzia, proprio piccola, prima infanzia, fino ai ragazzi delle superiori, perché effettivamente dipende un po' com'è l'approccio, hai capito? Ecco. Io mi incanto davanti alle cose che hanno segnato un'epoca, che hanno in qualche modo segnato l'evoluzione. Mi dispiace che i giovani oggi non sanno come sono arrivati ad avere. Sì, device, perché vivono di questo. E tra l'altro voglio anche ricordare che alcuni oggetti che sono all'interno di un corto molto importante, che verrà presentato anche in occasione del Mestre Book Fest, che inizia mercoledì prossimo e finisce il 14 di giugno, e giovedì 11 verrà proprio proiettato in Piazza Ferretto il cortometraggio, appunto L'ospite, con Angelo Maggi e Francesco Pannofino, gli attori, mentre il regista, ci tengo a dirlo perché prima o dopo lo porterò qua, e quindi alla Voce di Nord-Est, è un giovanissimo, poco più che ventenne, quindi l'età di tuo figlio, questo ragazzo che si chiama Alberto De Grandis, che è un bravissimo regista, ha girato questo corto e anche lui è veramente un talento della regia, e quindi diamo spazio anche ai giovani. Io mi faccio sempre portavoce di questa realtà, perché hanno bisogno di essere supportati, perché adesso noi effettivamente abbiamo un'età in cui, vero, cioè è giusto, abbiamo fatto la nostra carriera, si continua a farla, si va avanti, ma loro, diciamo che i nostri anni 80, anni 90 che abbiamo vissuto, che sono stati anni meravigliosi, non sono gli stessi che stanno vivendo loro adesso. È una realtà, noi vivevamo in una spensieratezza, anche se dovevamo farci le cose, ma era anche quello che era interessante, ma era interessante anche
cioè si stava proprio bene, sotto tanti aspetti, anche a livello economico era diverso, era tutto diverso in quegli anni. Quindi questi giovani vanno aiutati. Io parlo alle istituzioni, scusate, io ritorno sempre su questo. Bisogna aiutarli, se questi ragazzi, anche la cultura soprattutto, perché il cinema fa parte come arte all'interno appunto del mondo della cultura. Sostenete questi ragazzi, perché la produzione di un corto o di un lungometraggio ha un costo eccessivo, ma io dico, se ci sono dei talenti come ad esempio De Grandis e come tanti altri che magari non sono ancora usciti fuori, facciamoli uscire fuori, diamogli un supporto, diamogli la possibilità di lavorare e di farsi una carriera. E proprio sulla strada della loro carriera che sta iniziando c'è anche per chi magari è anche alla fine della carriera, che ha fatto ovviamente tutto il suo percorso, è bello che è soddisfatto, e qui anche quello, poi sono persone che vengono magari, tante volte mi capita di intervistare persone che sono a fine carriera e che magari raccontano quello che hanno vissuto, le loro belle cose, le loro esperienze. Però a me piace anche intervistare i giovani, perché sono pieni di energia e pieni di carica e hanno bisogno, ripeto, di aiuto e di sostegno. Quindi sponsor, istituzioni e quant'altro per aiutare i giovani ad andare avanti e a portare avanti un messaggio che è quello dell'innovazione, perché loro vivono una realtà diversa ed è giusto che siano aiutati. Scusami, sai Roberto, di questa Non parentesi, ma avendo anch'io un figlio che comunque è come te, figli di un'età in cui stanno approcciandosi non nel mondo del lavoro, perché ha 18 anni, sta ancora studiando, però effettivamente bisogna cominciare già adesso a dargli degli input per capire che cosa poi effettivamente vorranno fare della loro vita. E noi genitori abbiamo questo compito, ma ce l'hanno anche le istituzioni, a partire dalla scuola e poi tutto il resto. Io vedo due difficoltà enormi. Una, se parlo del governo, del fatto che difficilmente adesso stanno impedendo ai genitori di fare i genitori. Questo forse è lo scoglio più grande, perché abbiamo a che fare con una generazione che oggi deve scegliere un lavoro, ma quello che faranno nella vita ancora non esiste. No. Cioè, quando noi eravamo piccoli avevamo delle scelte, poi sono mutate nel tempo, ma in linea di massima, se sapevi che volevi stare nell'informatica, stavi nell'informatica. Oggi decidi di fare l'informatico, quello che succederà fra 10 anni non ha niente a che vedere con quello che sta succedendo oggi. Intelligenza artificiale, robotica, domotica, IoT, cioè ci sono tante di quelle cose che sono in continua mutazione, che se uno sceglie una strada oggi, tra 5 anni non esiste più. Quindi tu vivi studiando oggi e non è facile per i ragazzi di oggi. No. Allora io dopo su questa cosa ritorno, perché ti voglio provocare su un argomento, su questa cosa dell'intelligenza artificiale, dell'algoritmo che va a leggere di database. Noi diciamo tanta intelligenza, un algoritmo che legge di database. Esattamente, di questo algoritmo che però ci dà la possibilità di fare tantissime cose, però va tenuto sotto. C'è chi si spende tante robe, lasciamo perdere, va. È una semplificazione, però, se mi permetti, sì, assolutamente. No. Sotto quell'aspetto lì io invece, ma non è che sia l'intelligenza, ce l'abbiamo noi che ce l'abbiamo messa lì dentro. Bravo, sì, certo. Ecco, io su questo volevo proprio poi arrivare. Intanto andiamo con My Way, tu preparati. Sì. È già tutto pronto? Entra nella parte di Sinatra e Roberto Quintavalle, My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again
too few to mention. I did what I had to do, and so it's true without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure to knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was none, I ate it up and spit it out. I face it on and I stood tall and did it my way. I've loved and cried. I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not. To say the things he truly feels, and not the one who waggled knees. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Federica. No, Federica è andata in tilt. Bene, allora vuol dire che ci ascolteremo una canzone Sì, intanto, che così ci riprendiamo un attimino. Mi spiace. La
sono ritornata in studio ovviamente alla Voce del Nord-Est su DJ Channel TV, mi sono ripresa perché dopo My Way cantata così davanti non è facile da reggere, perché effettivamente io devo fare i complimenti a Roberto Quintavalle, veramente Grazie. bravissimo, cioè io e poi ovviamente anche a Stefano, perché è un lavoro di sincronia importantissimo. È arrivato anche un messaggio da Facebook, da un nostro che ci sta seguendo, grandissima persona, Roberto, salutamelo e parlo di Loris dalla Via. Loris, No, tra l'altro dalla Via. è il mio amico fraterno di cui parlavamo prima, che tra l'altro Ciao, può Loris. essere utile perché è Cosa fa? uno specialista dei social, Ah, ok. specialista di Facebook. Perfetto, quindi se abbiamo bisogno abbiamo anche lui. Ascolta, sì, non è facile reggere a livello emotivo, e comunque ti fanno anche i complimenti per la flessione, o comunque quella che è diciamo così il tuo inglese, ecco, perché comunque non è, cioè tanti che cantano effettivamente magari da italiano interpretare una canzone straniera, quindi in lingua originale, vuol dire non è facile, quindi ammettono anche perché guarda che sei sotto la lente. sotto la lente in questo momento, da parte di gente che quando amano la radio, ok, la vogliono sentire al meglio. Almeno questo è vero, Stefano, è quello che noi percepiamo, cioè quando vogliono sentire radio, adesso in questo contesto anche audiovisivo, perché con questa web TV, ma collegata sempre al mondo della radio, chi guarda e chi ascolta è molto critico, nel senso buono, perché guarda, vede, ascolta. E mi dicono, i feedback che ritornano è quello di una performance, cioè che molti professionisti non sarebbero in grado, leggo sempre da Gianpietro Favaro, in grado di una performance così fatta dal vivo, quindi complimenti. Grazie. È ovvio che lui è abituato ovviamente anche a cantare dal vivo, perché partecipa a molti concorsi, ne vince molti, quindi porta a casa. Ma lui, tu dicevi prima, io non canto per i concorsi, per arrivare primo o secondo, io canto per passione. Sì, per il contesto che è il fatto di poter imparare, il fatto di vedere come gli altri si esibiscono, come affrontano il palco, come portano una nota in un certo punto. A me questo piace, il confronto non critico, nel senso che non amo il giudizio. Sì, me l'hai già detto questo, sì, non ami il giudizio. Il giudizio in sé non è una cosa che mi attrae, perché il giudizio è dato soprattutto anche non soprattutto, ma anche dal gusto personale. Tu senti una donna che canta, un uomo che canta, la voce che ti piace di più è quella che vince poi. Certo. Ascoltami, una domanda un po' così, ma adesso tu stai facendo questo percorso, no, a livello canoro. Pensi di portarlo avanti sempre ancora su questa linea, o pensi magari, siccome sei sempre pieno di idee, di cose, oppure di virare, di fare qualcos'altro, hai altri progetti diciamo sul cantato, al di là della tua professione e l'attività net planner, che è tutta un'altra cosa? Io ti intendo a livello canoro. Hai in mente di fare qualcosa? Sempre con la discrezione di fare in modo che la passione rimanga passione. Il fatto di far cantare gli altri fa parte della passione, quindi mi capita di fare qualche serata karaoke, mi capita di fare qualche matrimonio, mi capitano ancora qualche festa privata, mi capita, e ci vado perché mi piace far divertire la gente, questo sì. Ma essere io il protagonista, mi sono tolto questa voglia una volta sola. Tipo? Succederà anche quest'anno, tra l'altro. Mercoledì l'8 luglio sarò in centro a Portogruaro per una serata. Che bello! C'è una manifestazione, si chiama Mercoledì Musicali. Perché tu abiti a Portogruaro. Sì. Ecco. Tutti i mercoledì di luglio per strada, in ogni angolo delle strade però più a vederti, vecchie. Verremmo tutti a vedere. A me farebbe piacere. Assolutamente. Invito tutti, perché lì ho fatto uno spettacolo, ne vado orgoglioso, non so se si capisce, ne vado orgoglioso perché ho fatto uno spettacolo che non è una scaletta, è una scaletta sì, ma basata sulla mia vita. Quindi racconto in musica da quando sono nato in poi, quindi dal vecchio Buonasera Dottore fino agli ultimi brani che sto portando al
nei concorsi, passando per tutti i brani che hanno segnato la mia vita, da Celentano, Fiorello, Renato Zero. Ecco, di Celentano ce n'è uno che, tornando sempre ai nostri papà, e che ovvio che mi si stringe la gola, è Azzurro. Azzurro era lo so, ma era la sua, cos'era, del 67-68, quella canzone lì, se non sbaglio, era la sua canzone preferita. Lui aveva proprio questa canzone, la cantava sempre, e poi ha sempre amato Celentano, ecco, lui sì, Celentano. Va bene, allora che cos'altro possiamo aggiungere, carissimo Roberto? Intanto complimenti, perché ormai manca pochissimo, siamo quasi in chiusura. Una puntata che è volata, avresti mai detto? No. Era già preoccupato prima appena arrivato in studio, ha detto qua mi tocca stare 2 ore, mamma mia, cosa faccio? E invece hai visto che ridendo e scherzando, anche piangendo, commuovendoci, siamo arrivati quasi alla fine. Alla fine, che però voglio dire, quindi allora tu dici io non ho una progettualità. Ecco, quindi esattamente la data di questo evento quando è? L'8 luglio, il mercoledì 8 luglio. A che ora? Io sono a Piazza San Giovanni alle 9 di sera. Alle 9 di sera, amici, prendete nota, perché se l'avete sentito qui in radio, e vabbè, ovvio che in un contesto magari con un palco, con tutti quelli che sono i microfoni ad hoc e tutto il resto, chissà che cosa ne verrà fuori. Lì che repertorio porterai? Che cosa hai in mente di fare? Hai detto che non hai una scaletta, vai un po'... Io addirittura ho una sceneggiatura, neanche una scaletta. Una sceneggiatura. Nel senso che gli altri gruppi che sono lì intorno hanno un repertorio e fanno quel repertorio 4-5 brani alla volta. Io racconto la mia vita e nel racconto della mia vita naturalmente è un racconto musicato, nel senso, quindi ci sono 3 parole che spiegano cosa avviene e poi viene il brano. Che bello! Ho cercato di fare qualcosa di un po' diverso. Ti sei fatto uno storytelling tuo personale? Sì. Che però riempie la serata, quindi non so. L'anno scorso ho avuto il piacere di vedere persone che fanno il giro, poi tornano, si siedono per terra e mi ascoltano tutta la sera. È stato molto bello, ho avuto tanta soddisfazione. Penso mi hai rubato le parole, nel senso che quando le persone, vero Stefano, perché anche lui ovviamente anche Stefano fa molte serate legate però più che altro alla musica anni 80, 90 e 70 e penso che persone che lavorano in questo ambito, che è quello anche un po' dell'intrattenimento, ovviamente quello di coinvolgere le persone, vedere che le persone sono ricettive, no? E poi ti danno anche in cambio, perché magari nel caso tuo le fai ballare, nel caso suo magari li fai cantare, perché io le canzoni che finché tu cantavi ci cantavo sopra anch'io, e non solo. Vabbè, My Way, dai, lasciamola stare, quella è una cosa che è di altro livello. Canti e ti emozioni. Tante, ma anche Margherita, perché poi vederlo cantare, cioè uno che ha questa potenza, questa capacità interpretativa. Ecco, questo era la cosa di cui avevamo parlato fuori onda del discorso, che ho notato che tu prima di iniziare a cantare, ma in realtà tu non sei quel performer, diciamo, che canta il cantato, diciamo, in senso standard, cioè tu sei uno che entra dentro il personaggio, ma non il personaggio nell'esempio di My Way di Sinatra, lo fai tuo, con tutti i pro e i contro di questa cosa, però è così. Ti racconto questo aneddoto veloce. Sono stato ho gareggiato per San Marino, una voce per San Marino, che era l'anticamera, diciamo, dell'Eurovision Song Contest, quindi anche un concorso famoso a febbraio, e partecipato, ho fatto i miei casting con il rassicurante Cocciante. A un certo punto mi dicono: sei passato, devi portare un inedito. Dico, infatti. E mi sono trovato nel panico, ho detto: che faccio? Allora contatto tutte le persone che conosco e riesco a procurarmi un inedito da parte di una produzione che si stava occupando della musica per le Olimpiadi invernali, quindi non avevano il tempo, ma hanno detto: guarda, ho questo, prenditi questo. Un brano molto bello che si intitolava Resta ancora un po', in cui
il personaggio nel ritornello dice a lei: resta ancora un po', stringimi più forte che puoi, ho paura di perderti mentre cresciamo noi. Purtroppo questa non è la mia filosofia dell'amore, perché io non ti prego di rimanere ancora un po'. Se tu vuoi andare, se la tua felicità è altrove, devi essere libera Quindi di andare. non la sentivi tua? E si è visto nel Si è palco, visto. non sono stato in grado, era poco tempo effettivamente, perché l'ho preparato in meno di una settimana, però se la canzone non ti parla, tu non riesci a farla parlare, e questo è un lato negativo del vivere i brani che canti, perché se non ti entrano, basta, sei fregato. Beh, ma allora in questo caso ti è toccato questo pezzo, però sostanzialmente tu entri, diciamo, nei brani perché te li scegli tu. Sì, cerco e quindi questo. finché hai questa possibilità è ovvio che insomma riesci a interpretarli nella maniera, diciamo, più ottimale possibile. Se trasmetti un'emozione vuol dire che in qualche maniera li stai vivendo, Sì. e se li stai vivendo riesci a farli vivere anche a chi ti ascolta. Certo. Allora, non sono arrivati più messaggi, mancano 10 minuti alla fine. Gli facciamo fare ovviamente l'ultimo pezzo. Io volevo, se mi permetti come ospite, io volevo parlare un attimo del Mestre Book Fest, perché mi riguarda da vicino, quindi in qualche maniera ho avuto l'opportunità, e ringrazio il comune di Venezia e la Confcommercio Mestre, poi in collaborazione con la città metropolitana di Venezia, la Fondazione di Venezia, il Museo M9, i musei civici, il contributo della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Enel, la Banca Prealpi San Biagio, con il supporto tecnico appunto di Vela, di Ubic, libreria appunto di Mestre, la società Bengala. I partner poi sono ancora Audi Motor Class, Coin, New Gooses, abbigliamento personalizzato, Grafiche Mariotto, l'Hotel Plaza, e poi partner scientifici come appunto VETS, la rete biblioteca appunto di Venezia, e poi l'Accademia delle Belle Arti di Venezia, l'Università Ca' Foscari, e poi il Centro per il Libro e la Lettura. Quindi io avrò l'opportunità di condurre, ringrazio chi mi ha dato questo, ovviamente soprattutto la figura di Alessandro Tridello dell'Ubic Mestre, libreria Ubic di Mestre, che è per 4 anni di fila il curatore artistico, il direttore artistico di questo festival, che lo scorso anno ha avuto 49 presentazioni, 49 presenze di autori, più di 15.000 presenze, 7 milioni, e non sto scherzando, 7 milioni di visualizzazioni. Quindi quest'anno si cercherà di replicare, se non di superare. Io avrò, diciamo così, il piacere, spero di essere ovviamente, cosa dici Stefano? Fatemi un grande in bocca al lupo, ne ho bisogno, anche te Roberto. Sì, in bocca al lupo, sarò impegnata per 12 giorni di fila a casa, non mi vedranno mai, sarò sempre a Mestre, ma però sono felice perché anch'io insomma ho raggiunto, diciamo, anche questa bellissima, questo bellissimo traguardo dedicato alla cultura. E su questo, quindi dal 3 al 14 giugno, il programma lo trovate su mestrebbookfest.it, sui canali social Facebook, Instagram e TikTok, quindi ci trovate ovunque. E mancano 8 minuti, siamo alle 11:52 e 25 secondi, e ci salutiamo, giusto Stefano? Nel senso che Salutiamo dopo la canzone. no, adesso sì, anzi sì, lasciamo fare la canzone, dopo ci salutiamo, abbiamo ancora tempo, sì, dai. Che cosa voleva proporci il nostro amico Roberto? Una canzone di Joe Cocker, giusto? Cambiamo Quindi voglio genere. sentire questa voce di Joe Cocker, come me la fa adesso, o se la fa a modo suo non lo so, è tutto da scoprire. Dicevi che non è una canzone molto conosciuta. No, l'ho conosciuta l'anno scorso, ha vinto il Tour Music Fest dell'anno scorso. Ah, l'ha portata un cantante di una cover band, e sono rimasto, ho detto uguale. Senza conoscere il brano ho capito che era il suo. Bene, quindi ce l'ascoltiamo cantata invece in questo caso da Roberto Quintavalle. Il titolo esattamente è I Come in Peace, che è I un messaggio Come di in pace, tra l'altro. che ne abbiamo tanto bisogno. Dio sa quanto. Bravo che l'hai portato. Vai. You see me coming, you feel like running, a wicked looking
in your eye. I don't come to harm you, I come to warn you. It's now or never, do or die. 'Cause I had a vision, a head-on collision, a revelation yet that set me on a mission. I come in peace. Love is a gold mine, yeah. To find it you have to seek it. Follow your heart sign. It's flowing rich and deep, well within our reach. I come in peace. I come in peace. Arrive with nothing, and let me tell you something. We're going out in the same way. I got your attention, and maybe I should mention there'll be no rest till pieces are made. I come in peace. Love is a gold mine, yeah. To find it you have to seek it. Follow your heart sign. It's flowing rich and deep, well within my reach. I come in peace. I come in peace. A head-on collision, a revelation yet that set me on a mission. I come in peace. Love is a gold mine, yeah. To find it you have to seek it. Follow your heart sign. It's flowing rich and deep, well within my reach. I come in peace. I come in peace. Oh yeah. I come in peace. Grazie. Ma che dire, ma abbiamo gli applausi, quelli. Quello che più. Grazie. Caspita, ma che voce! Mamma mia! Il soul, cos'è questo genere? Non Sì. esattamente soul, no? Questo testo si presta. Questo però, è una voce straordinaria, veramente. Poi anche l'interpretazione, cioè proprio. È una delle più belle canzoni che secondo me ha fatto Joe Cocker. Sì. Molto, Poi molto c'è, bella. c'è sotto quel giro di piano che a me fa impazzire. Sì. straordinario. Sì, mi ha conquistato. Però Sì, voglio ma dire, è il bello, testo, l'amore è una miniera d'oro, tanta cosa, tanta roba. E poi la necessità di cui si parlava appunto prima di sperare in un futuro migliore, ovviamente, visto che C'è un passaggio di questa Sì. canzone che dice siamo arrivati con a niente e con niente andremo via. Guarda che vuol Certo. dire tanto questo. Questo ci deve far riflettere. Sì. Perché Esatto. ci deve far riflettere, perché la situazione che parlavamo all'inizio, no? Vado alla ricerca appunto della pace, eccetera, è un modo per anche renderci conto che attualmente la situazione a livello appunto internazionale è così complessa, così difficile,
che effettivamente noi siamo qua a fare delle cose belle come quella di oggi, eccetera, però in questo momento nel mondo succedono cose molto, cioè dovremmo renderci conto che noi abbiamo trascorso una mattina 2 ore ascoltando un professionista che ci ha dato emozioni, eccetera, però tante volte noi ci dimentichiamo nel nostro vivere quotidiano, dove ce la prendiamo magari per piccole scaramucce, cose eccetera. Poi dovremmo veramente guardarci intorno, andare un po' più in là e vedere tante cose che sono effettivamente difficili perché non le viviamo, forse non ce ne rendiamo conto, ecco, però effettivamente bisognerebbe un po' entrare anche in questa visione, no? Se mi permetti di salutare mia moglie Liuba. Liuba si chiama. Dai! Capisci quanto questo tema mi colpisce. Perché lei è di origine? Ucraina, ok. Quindi salutiamo. Quindi capisci, vivi attraverso lei. Lo viviamo tutti i giorni. Ciao, lo viviamo Liuba. perché i miei suoceri sono là, anzi mia suocera, che saluto, parte oggi per l'Ucraina. Io sono qua, l'ho salutata stamattina, lei torna in Ucraina oggi, è venuta a trovarmi 3 settimane, a viziarmi in realtà. Come si chiama? Maria, cara, bene. Quindi Liuba, ecco, è un esempio di effettivamente di una persona, di una donna che effettivamente ha questa situazione, ovviamente di parenti e di una situazione lontana, di cari che non può vedere, non può sentire, magari preoccupata quasi quotidianamente, immagino, per l'evolversi delle cose, no? Viviamo giorno Vivete. per giorno. Posso dirti che senza di lei non farei quello che faccio, compreso cantare, perché lei è la mia musa alla E fine. allora, ecco, vedi come ogni grande artista ha la sua musa ispiratrice, lui è Liuba, che noi salutiamo, io Liuba, scusa tanto se io lo chiamo perché cioè, lo tormento, eccetera, però effettivamente ho bisogno di lui, quindi perdonami. Ecco, e siamo in chiusura? Sì, sono le sono 12 mamma mia, ho sforato di un minuto, basta, chiudiamo qua, salutiamo Roberto Quintavalle, cantante, l'avete sentito, ha dato il meglio di sé, forse anche di più se in un altro contesto, magari no, per sminuire il lavoro di Stefano, perché è stato eccellente. Io parlo a livello di struttura, diciamo così, di supporto, che per un cantante professionista, dicevamo prima, magari non sono i microfoni giusti, non è, però è venuto fuori uno spettacolo. Guarda, io ringrazio tutti e due perché mi avete fatto sentire a mio agio. Dai, davvero? Veramente bravi. Ma noi siamo una bella coppia Siete d'amici, davvero una grande squadra. perché noi insieme, ma tu dovresti poi anche conoscere tutti gli altri perché è stata fondata da poco. Sì. Siamo un bel gruppo di 10 persone. Racconta un po' questa DJ Channel TV, questa ODV che avete creato. 10 appassionati. 10 appassionati di musica, ma anche non solo di musica, ma anche di tanti contenuti. Musica, arte e poi anche di giornalismo, perché alla fine avete incorporato all'interno il Nord-Est, quindi grazie ancora della collaborazione. Io vi do appuntamento alla settimana prossima. Tu volevi aggiungere qualcosa prima di salutarci? No, volevo solo ringraziarvi. Grazie, noi ringraziamo te per essere stato qua con noi, per averci io non dico allietato perché non è una questione, ci ha regalato delle forti emozioni attraverso una professionalità elevatissima, sia professionale, che io lo conosco dal punto di vista informatico anche, ma questo a livello canoro è veramente una cosa eccezionale che anche i nostri ascoltatori hanno apprezzato. Ci si vedrà e ci sentiremo la settimana prossima, sempre qui sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno con la voce di Nord-Est su DJ Channel TV. Buon weekend lunghissimo a tutti, buon divertimento e alla settimana prossima. Ciao! Ciao! You change your mind like a girl changes clothes. Yeah, you be a mess like a bitch. I would know. And you overthink, always speak critically. I should know that you're no good for me. 'Cause you're hot and you're cold, you're yes then you're no, you're in and you're out, you're up and you're down.
like a girl.